Dio vi invita ad essere costruttori di futuro. Il richiamo del Papa ai giovani del Madagascar. Il pontefice avverte: mai isolarsi, mai cedere alle voci che cercano di addormentarvi e farvi tacere. Il popolo diventi artefice del proprio destino. Incontrando le autorità del paese, Francesco ha chiesto un forte impegno per lo sviluppo integrale di tutti nel rispetto della cultura e dell'ambiente. Cambio della guardia per il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. Dopo 2 anni di servizio in Liguria, Antonello Piras è stato sostituito da Ivan Bruno. Un grande parco attrezzato per tutte le età e un'area parcheggi più ampia. Il Comune di Chiavari ha presentato ai residenti di San Pier di Cannes il progetto preliminare per la nuova piazza salvo d'acquisto. Sport e spettacolo al Comunale di Chiavari. La Virtus Entella fa sua l'amichevole contro il Genoa. Rossoblu battuti 3-2. La squadra di mister Sboscaglia intende disputare un anno da protagonista. Buonasera ai telespettatori di TG Oggi. Il Papa in apertura nel nostro telegiornale, giornata ricca di incontri e di testimonianze, quella vissuta oggi da Papa Francesco in Madagascar in occasione del 31esimo viaggio apostolico nell'Africa meridionale. Ultimo, in ordine di tempo, la veglia di preghiera con i giovani nel campo diocesano che domani ospiterà la celebrazione dell'Eucarestia. Dio vi invita ad essere costruttori di futuro, ha detto loro il Papa. Sentiamo. Attraverso di voi il futuro entra nel Madagascar e nella Chiesa. È l'omaggio di Francesco alla folla sterminata di giovani, oltre 1 milione di persone che lo hanno accolto con coreografie, canti e danze sul palco del campo diocesano di Suamandrakizai per la veglia che precede la messa di domani mattina, culmine del viaggio in Madagascar. Il Signore è il primo ad avere fiducia in voi e invita anche voi ad avere fiducia in voi stessi, nelle vostre competenze e abilità, ha proseguito Francesco, che ha dialogato con i giovani rispondendo alle loro domande. Vi invita a unirvi a lui per superare l'apatia e offrire una risposta cristiana ai tanti problemi che dovrete affrontare. È il Signore che vi invita ad essere costruttori del futuro. È il Signore che vi invita ad essere i costruttori del futuro. Voi sarete i costruttori del futuro. Vi invita a portare il contributo che solo voi potete dare, con la gioia e la freschezza della vostra fede. Il Papa poi ha ammonito di stare attenti contro coloro che promettono strade facili e poi ti lasciano a metà strada, promesse che ci anestetizzano e ci rendono dipendenti, ci chiudono in un circolo senza uscita e pieno di amarezza. Il Signore poi non vuole avventurieri solitari, ha continuato il Papa, ci affida una missione ma non ci manda da soli in prima linea, è impossibile essere un discepolo missionario da solo, abbiamo il bisogno degli altri per condividere l'amore e la fiducia che il Signore ci dà. Siamo invitati a scoprire il volto di Gesù nei volti degli altri, celebrando la fede in modo familiare, creando legami di fraternità, partecipando alla vita di un gruppo, di un movimento e incoraggiandoci a tracciare un percorso comune vissuto in solidarietà. Così possiamo imparare a scoprire e discernere le strade che il Signore vi invita a percorrere, gli orizzonti che Lui prepara per voi. Mai isolarsi o voler fare da soli è una delle peggiori tentazioni che possiamo avere. In precedenza, nella cattedrale di Andohalo, dedicata all'Immacolata Concezione, il Papa aveva incontrato i vescovi del Madagascar. Il pastore è come il portiere di una squadra di calcio, deve sapersi muovere prendendo la vita come viene, pur in mezzo alle contraddizioni, deve saper portare pace e speranza, deve saper aspettare paziente i frutti del suo lavoro e deve saper discernere le vocazioni, tenendo il lupo lontano dal gregge e senza farsi tentare dai numeri. Questi i contorni della missione del vescovo messi a fuoco da Francesco. Ai vescovi del Madagascar ha ricordato che per essere pastori secondo il cuore di Dio bisogna essere i primi nella scelta di proclamare il Vangelo ai poveri. Oggi e sempre, ha ribadito, i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo e l'evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del regno che Gesù è venuto a portare. Concluso l'incontro nella cattedrale con i presoli, il pontefice si è recato nella cappella di fronte alla cattedrale per visitare la tomba della Beata Victoire Rasoananarivo, dove si è fermato in preghiera silenziosa.
E in precedenza, in mattinata, il Papa ha incontrato le autorità del Madagascar e il popolo diventi artefice del proprio destino. Queste le parole del Papa nel discorso, ha chiesto di impegnarsi per lo sviluppo integrale degli abitanti senza escludere nessuno. Vediamo il servizio. Assicurare la promozione integrale di tutti gli abitanti del Madagascar chiamati a partecipare alla costruzione del futuro è l'invito rivolto dal Papa alle autorità malgasce. Al paese, classificato tra i 10 più poveri del mondo, dove la malnutrizione cronica colpisce un bimbo su 2, il Papa chiede dunque un forte impegno. Vi incoraggio a lottare con forza e determinazione contro tutte le forme endemiche di corruzione e di speculazione che accrescono la disparità sociale e ad affrontare le situazioni di grande precarietà e di esclusione che generano sempre condizioni di povertà o disumana. L'auspicio del Papa è che si sostengano le iniziative del popolo locale, in modo che la voce di chi non ha voce sia resa più udibile. Anche in Madagascar torna poi la preoccupazione di Francesco per la cura del creato. È vero che per le popolazioni interessate molte di queste attività che danneggiano l'ambiente sono quelle che assicurano per il momento la loro sopravvivenza, è vero. È dunque importante creare occupazione e attività generatrici di reddito che siano rispettose dell'ambiente e aiutino le persone ad uscire dalla povertà. Il Papa infine apprezza il grande aiuto offerto dalla comunità internazionale allo sviluppo del paese, mettendo però in guardia dal rischio che il patrimonio culturale del popolo venga disprezzato e soppresso. La globalizzazione economica, in cui i limiti sono sempre più evidenti, non dovrebbe portare a una omogenizzazione culturale. Se prendiamo parte a un processo in cui rispettiamo le priorità e gli stili di vita originari, sarà il popolo stesso che progressivamente si farà carico di sé, diventando l'artefice del proprio destino. E sempre in mattinata, dopo l'incontro con le autorità civili, il Papa si è spostato al monastero delle Carmelitane Scalze di Antananarivo. Circa 100 le suore provenienti anche da altri monasteri del paese che lo hanno accolto. Dopo la recita dell'ora media, Francesco nell'omelia ha sottolineato l'importanza nella vita comunitaria dei piccoli gesti d'amore e ha raccomandato alle monache di vincere ogni ombra interiore con la preghiera e l'apertura del cuore. Il Papa lascia il discorso preparato per dire alle monache quello che ha in cuore, parla in italiano, racconta di un'immagine che lo ha aiutato nella sua vita sacerdotale, quella di Santa Teresa del Bambin Gesù che accompagna una consorella anziana. È lo spunto per dire alle carmelitane che sono i piccoli atti d'amore che portano alla perfezione e alla salvezza del mondo. Io so che tutte voi, suore di clausura, siete venuti per essere vicini al Signore, per cercare la via della perfezione. Ma la via della perfezione si trova in questi piccoli passi sulla strada dell'obbedienza. Piccoli passi di carità e di amore. Piccoli passi che sembrano niente, ma sono piccoli passi che fanno venire, fanno schiavo Dio, quei piccoli figli che imprigionano Dio. Poi Francesco mette in guardia dallo spirito mondano che entra in tanti modi nel monastero e dice che la difesa non è la grata ma la carità e la preghiera. Se sentite qualcosa che minaccia la vostra tranquillità interiore, dice, parlatene subito, chiedete consiglio. E domani il viaggio apostolico di Papa Francesco in Madagascar prosegue. Alle 10 nel campo diocesano di Soamandrakizai presiderà la celebrazione eucaristica a cui seguirà a mezzogiorno la recita dell'Angelus. Nel pomeriggio a partire dalle 15 la visita alla città dell'amicizia a Kamasoa e alle 16 la preghiera per i lavoratori nel cantiere di Mazzana. Infine alle 17:10 l'incontro con i sacerdoti, religiosi e religiose, consacrati e seminaristi nel College Saint-Michel. Tutti questi appuntamenti sarà possibile seguirli in diretta su Telepace 1 al canale 15.
Veniamo adesso nel nostro territorio, di nuovo un'allerta gialla per le prossime ore dal punto di vista meteo. Dopo il breve passaggio instabile tra giovedì e venerdì, seguito da una breve pausa, la Liguria sta per essere raggiunta dalla seconda perturbazione di questo settembre. Dalla tarda serata di oggi torneranno dunque piogge, rovesci e temporali e anche vento forte che coinvolgeranno tutta la regione con un minor interessamento dell'estremo ponente. La Protezione Civile regionale, su indicazione di ARPA, ha quindi diffuso un'allerta meteo gialla per temporali per tutto il territorio regionale, a parte dunque il ponente. Il provvedimento scatterà a partire dalle 22 di questa sera, si concluderà alle 14 di domani. Per l'entroterra savonese l'allerta si concluderà invece prima, alle 9. Da questa notte dunque e nella prima parte della giornata di domani si attende tempo perturbato con alta probabilità di temporali forti. Nel pomeriggio si avrà un parziale miglioramento, pur permanendo condizioni di instabilità residua e una bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione. Miglioramento più deciso a partire dalla serata. La cronaca, incidente tra due scooter questo pomeriggio a Santa Margherita Ligure. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16:30 in via Milete Ignoto nel centro cittadino. Alla guida un uomo di 30 anni e uno di 53. Quest'ultimo ha riportato frattura di tibia e perone. Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenuti i medici con l'automedica del 118, le ambulanze della Croce Rossa di Santa Margherita e della Croce Bianca di Rapallo. Entrambi i feriti sono stati portati al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. E restiamo a Santa Margherita Ligure. Questa mattina passaggio di consegne nel ruolo di comandante della Capitaneria di Porto San Margheritese. Il tenente di vascello Antonello Piras, dopo poco più di 2 anni, lascia il posto al pari grado Ivan Bruno in una cerimonia molto sentita. Vediamo. Una mattinata carica di emozioni. Sì, sono ancora in difficoltà, nel senso nel prendere la parola, una mattinata carica di emozioni soprattutto perché, come avrete visto, è una cerimonia militare che però poi ha assunto anche una connotazione molto umana e un po' meno formale, soprattutto perché è arricchita dalla presenza di tanti amici, compresi voi, quindi grazie di cuore a tutti i liguri che mi hanno accolto appunto con questo straordinario calore e affetto. Invitava a trasferire tutto questo al nuovo comandante. Sì, certo, durante il passaggio di consegne è stato non soltanto formale quello di oggi, ma anche e soprattutto sostanziale, e uno delle concetti che abbiamo condiviso è stato quello di continuare a coltivare i rapporti umani e nel rispetto delle norme cercare di essere sempre più disponibili possibili nei confronti di tutta l'utenza, non solo quella istituzionale. Lascia un bel Tigullio. Lascia un bellissimo Tigullio, lo era prima, lo è ancor più adesso e sono convinto che continuerà ad arricchire le sue caratteristiche al termine dei vari progetti di ristrutturazione dei porti, come dicevo prima. La mia sarà un'azione che si porrà in continuità con quella del comandante Piras per portare a compimento quelle questioni che solo per motivi di tempo non è stato possibile realizzare, considerate anche le difficoltà oggettive che si sono presentate dovute principalmente all'evento del 29 ottobre. Questo non vuol dire che quelle questioni rimarranno in sospeso, anzi saranno portate sicuramente a termine e oltre a quello anche qualunque altra vicenda che dovesse interessare il territorio, soprattutto per quanto riguarda i pubblici usi del mare. Ha sentito questo cuore grande del Tigullio questa mattina? Assolutamente sì, la cerimonia ritengo che sia stata molto significativa e densa di sentimenti e di emozioni, non poteva essere altrimenti viste le premesse. Ancora cronaca, a Santa Margherita Ligure, i carabinieri hanno denunciato 3 persone in seguito ad un servizio di controllo sottoposti a misure limitative, un 69enne perché non si trovava in casa nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, un 62enne ed un 52enne per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Santa Margherita. E guidava con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito. Un uomo di 54 anni è stato denunciato dai carabinieri di Seste Levante per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente e confiscata la vettura. Torniamo a Chiavari. L'amministrazione comunale ha presentato ai cittadini nel quartiere di San Pier di Canne il progetto preliminare per la riqualificazione di Piazza Salvo d'Acquisto. Gli abitanti della zona hanno manifestato le proprie esigenze ed espresso le loro perplessità. Siamo andati a vedere. Il progetto di riqualificazione di Piazza Salvo d'Acquisto è ancora nella sua fase preliminare, in cui è possibile effettuare modifiche e adeguamenti.
L'intervento porterebbe cambi sostanziali nella ripartizione degli spazi e l'inserimento di alcuni impianti sportivi che renderebbero l'area un punto di riferimento per il tempo libero e non solo. Il progetto che abbiamo presentato consiste in due aspetti fondamentali. Il primo, la creazione di un unico parco verde attrezzato di quartiere che permetta di accentrare tutte le attività che già oggi, si è visto da questa riunione, sono desiderate dal quartiere. Per fare questo abbiamo dovuto valutare la possibilità di spostare le aree parcheggio dove attualmente vi è un piccolo parco che era stato eseguito un po' di anni fa, che però presenta grosse problematiche. Quindi questo progetto permetterà di eliminare quelle problematiche che sono di tipo idraulico e creare quest'area parcheggio che andrà ad assorbire tutti i stalli che attualmente si prevede di eliminare, più un implemento di circa il 10%. Questo ci permetterà di liberare l'intera zona centrale della piazza e, modificando la viabilità sulla quale stiamo ancora cercando di trovare l'ottimizzazione, creare questo parco abbastanza importante all'interno del quale potranno trovare posto attività per l'infanzia, per l'adolescenza e anche per la terza età. L'incontro ha messo in evidenza alcuni dei desideri e delle necessità di chi vive il quartiere, con opinioni e proposte differenti. Alla base c'è il desiderio comune di dare un nuovo volto alla piazza, al fine di migliorare la vita nel quartiere. La gestazione del progetto è ancora lunga, con una previsione di circa 2 anni di lavori, una volta preparato il progetto esecutivo. Per la politica amministrativa, il Consiglio Comunale di Casarza Ligure ha respinto l'ordine del giorno presentato dal consigliere Andrea Telchime, che chiedeva di aderire alla campagna di Amnesty International Verità per Giulio Reggeni, il giovane ricercatore assassinato in Egitto in circostanze ancora da chiarire. Penso sia agghiacciante che il Consiglio Comunale si divida anche su un tema così condivisibile. Il commento del capogruppo del PD, firmatario della proposta. Il lavoro adesso nel primo trimestre del 2019, i lavoratori dipendenti in Liguria sono aumentati dello 0,7% rispetto al primo trimestre dello scorso anno, arrivando a quota 442.270. Sono i dati diffusi da Infocamere, una variazione che significativa soprattutto se rafforzata ai dati nazionali, che mostrano per lo stesso periodo una diminuzione del numero degli addetti del 2,7%. È la provincia di Genova a guidare la buona performance. Nel capoluogo sono 194.718 gli addetti contro i 192.000 del marzo 2018, un più 1,1%. La stessa variazione percentuale in positivo che si registra anche in tutta la provincia, dove gli addetti sono complessivamente 255.000. I dati del secondo trimestre saranno disponibili a fine ottobre. E 50.000 euro sono stati stanziati dalla Regione Liguria per contrastare la diffusione della vespa velutina, il calabrone asiatico che uccide le api. Notizia questa che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. I fondi sono destinati al Parco Alpi Liguri. Negli ultimi 4 anni, spiega l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, grazie al progetto Life Stop Vespa sono state salvate 76 milioni di api e sono stati individuati e rimossi oltre 2100 nidi di velutina. Il parco, conclude Mai, conosce soprattutto il ponente, ma si occuperà dell'intera Liguria. La pagina diocesana, adesso giornata impegnativa domani per il Vescovo, alle 9:30 a Chiavari impartirà la benedizione della nuova sede della Società Operaia Cattolica. Alle 11 celebrerà la messa a Francolano di Casarza Ligure benedicendo il nuovo tabernacolo. Infine alle 18 in cattedrale presiderà la messa in occasione del 250° anniversario dell'incoronazione della Madonna dell'Orto. In questo caso questo appuntamento sarà trasmesso in diretta su Telepace 1 al canale 15. E nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Taro si celebrerà domani, domenica, la festa in onore di Maria Bambina. Alle 11 la messa presieduta da Monsignor Domenico Berni, alle 15:30 i vespri e la processione e a seguire la celebrazione eucaristica. La chiesa conserva elementi di storia e devozione, tutti da scoprire. Siamo andati a vedere. Quali sono in breve le origini di questa chiesa? La chiesa attuale è stata costruita agli inizi del 1800.
perché l'antica chiesa non era più capiente per il numero dei parrocchiani. L'hanno costruita intorno alla vecchia chiesa. Quando questa è stata finita hanno distrutto la vecchia chiesa e abbiamo perso un gioiello d'arte, perché era la chiesa più antica della Valtaro, era in stile romanico, era meravigliosa. Era stata costruita con i sassi che portavano a spalla gli uomini quando venivano a messa la domenica e li prendevano in una cava qui vicino. Quando è stata rifatta questa nel 1800, i sassi li hanno tenuti per costruire il campanile, che si vede ancora in pietra. Come mai in questa chiesa c'è la devozione a Maria Bambina? Viene dall'Oriente, è arrivata in Italia intorno al 1000. Dato che qui vicino passa l'Alta Via, che è una via di traffico tra i commercianti che andavano dal Piemonte alla Lombardia, alla Liguria e alla Toscana. Già a quei tempi, senza strade, niente, si sapeva che in questo piccolo paese c'era una chiesa in cui c'era la devozione alla Natività di Maria Vergine. C'è una statua sopra l'altare, molto bella, luminosa. Ci vuoi raccontare questo? È stata donata, sembra, verso la fine del 1400. Secondo la tradizione orale è stata donata da Santa Caterina dei Fieschi di Lavagna. Dei documenti hanno attestato che lei conosceva molto bene questa zona. Ecco, questa chiesa è santuario, c'è una tradizione legata a un'apparizione della Vergine? Una tradizione orale che si perde nei tempi. Dice che qui c'era un grande prato con un roseto. Su questo roseto sarebbe apparsa la Madonna. Allora il roseto non è stato distrutto. Sopra il roseto è stato costruito l'altare. I particolari sulla storia della chiesa del borgo di Santa Maria del Taro saranno esposti nella mostra storico-fotografica allestita in paese e aperta in occasione della festa di domani. La festa di Maria Bambina viene celebrata anche a Monticelli di Cogorno, domani alle 11:15 la celebrazione solenne che sostituisce quella della Basilica a San Salvatore. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Missano a Castiglione Chiavarese festeggia Nostra Signora della Misericordia nel 410° anno dell'apparizione. Le celebrazioni saranno al Santuario del Conio, domani la messa solenne alle 10:30, alle 16:30 il Vespro e la processione presiedute da Don Alberto Gastaldi. Quest'anno cadono i 100 anni dalla devozione di Nostra Signora della Guardia a Levi, domani mattina la messa alle 10:30, celebrata da Don Fausto Brioni, alle 18 i Vespri e la processione. Sarà presente tra gli altri Monsignor Marco Granara, rettore del santuario di Nostra Signora della Guardia di Genova. E voltiamo decisamente pagina, prende il via a Genova la quarta edizione del Festival di Musica e Cultura di Tradizione Orale ideato da Alessandro Guerrini e Laura Parodi. 4 mesi di appuntamenti con canti, danze e la presenza di maestri di strumento. Domani la presentazione e il via ufficiale sabato 14 di settembre. Sentiamo. Siamo ancora capaci di stupirci? Da questa domanda prende le mosse il quarto Festival di Musica e Tradizione Orale Le Vie dei Canti, quest'anno sul tema appunto stupore e incanto. Hanno aderito artisti di fama che calcheranno palcoscenici naturali o allestiti in alcuni dei più bei palazzi di Genova. Domenica 8 settembre la presentazione alle 16 al Circolo Arci Barabini di Trasta, ma il via ufficiale sarà il sabato successivo. Il 14 settembre l'inaugurazione, quindi ufficiale il via sul trenino storico di Casella con una tappa a Torrazza e poi a Casella, nell'area verde di Casella, per danze e un concerto con i Tre Martelli, un gruppo storico che ha vinto il premio Città di Loano, sono 40 anni che operano nel folk revival. Il festival proseguirà con altre 6 date da settembre a dicembre. Si alterneranno artisti legati alle proprie radici musicali e tradizionali, come il 29 settembre a Palazzo Ducale con il duo pugliese Andrioli e Nigro in Cosa sono le nuvole, o il concerto dei Gran Baldab sabato 12 ottobre al Porto Antico. Ospite speciale del 2019 il maestro Peppe Vessicchio, il 10 novembre all'Auditorium di Strada Nuova. Con un duo strepitoso, un duo vocale, 2 cantanti, attrici e banesis napoletane, simpaticissime, ma sono 2 vocalità veramente notevoli, e il maestro ci parlerà dell'importanza dell'uso della voce, della musica e di questo libro che lui ha scritto sulle frequenze, sull'effetto che alcune tonalità o alcune note o alcune musiche hanno addirittura sui vegetali.
Secondo Vessicchio, ogni stupore è premessa di bellezza. È l'auspicio di buon viaggio che gli organizzatori si augurano per questa edizione, che ancor prima di iniziare presenta 2 aspetti speciali: il logo, disegnato dal vignettista Stefano Rolli, e la condivisione del progetto tipografico realizzato dai detenuti di Genova Pontedecimo. E siamo allo sport, entusiasmo al comunale di Chiavari per l'amichevole di ieri sera tra Virtus Entella e Genoa, vinta dai biancocelesti per 3-2, circa 2000 i tifosi sugli spalti. Nell'occasione sono stati raccolti fondi per l'hospice pediatrico dell'ospedale Gaslini di Genova. La sintesi del match con Nicolò Pagliettini. Davanti a 2000 spettatori, 2 squadre in salute si sono affrontate a viso aperto, hanno regalato comunque un bello spettacolo. Il Genoa è nato in vantaggio in primo tempo grazie al gol di Favilli, pronta la reazione biancoceleste con un bel gol di Manuel De Luca, attaccante arrivato dall'Alessandria di proprietà del Toro. Genoa ancora in vantaggio con Favilli. Nella ripresa i ragazzi biancocelesti partono subito molto forti e sull'asse Beppe De Luca e Marco Toscano confezionano il gol del 2-2. Nel finale un calcio di rigore prontamente realizzato dal solito Mancosu, sempre al minuto 89, il suo momento, il suo minuto, un giocatore che sta trovando gol con grande continuità, che si è dimostrato anche questa sera glaciale dal dischetto. Un'Entella così può solo arrivare in alto, stiamo crescendo, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare assolutamente così e ognuno di noi si toglierà delle grandissime soddisfazioni. Abbiamo fatto una bella partita, penso tutti, sì, sono contento della prestazione della squadra e personale, dobbiamo continuare così su questa strada, sia in campionato che negli allenamenti, perché stiamo facendo bene e i risultati sono frutti del lavoro che stiamo facendo dal ritiro. È solo un amichevole, però è importante perché fa morale e ora c'è da chiudere la settimana con domani con un grande allenamento e poi pensare al Frosinone, che è un'altra grande battaglia. La squadra ha reagito bene sia al primo che al secondo gol, ha giocato sempre nonostante soprattutto inizialmente il Genoa si portasse continuamente con un pressing asfissiante in avanti. Siamo riusciti a uscire bene più volte, abbiamo rischiato di fare gol, abbiamo fatto una traversa, bene, la squadra mi è piaciuta molto. Sono tutti giocatori buoni, sono tutti forti e abbiamo una squadra fortissima e dobbiamo guardare partita per partita e così io spero che facciamo un risultato buono a fine. In chiusura uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 8 settembre, giornata dedicata ai bambini a Pieve Ligure con la festa del mare dalle 7:30, la gara di pesca, a seguire la gara dei canotti alle 14:30. Il Parco di Portofino organizza una giornata immersi nella natura, alle 8 ritrovo al semaforo vecchio, colazione, seduta di yoga ed escursione per San Nicolò di Capodimonte. Alle 12 a San Nicolò si terranno concerti di musica d'ascolto. 76esimo Miglio Marino di Sturla, la gara di nuoto nello specchio acqueo antistante la località. La partenza inizia alle 9:30 con bambini, a seguire le altre categorie. Inizia la rassegna di escursioni La natura lungo i sentieri dei Fieschi. Ritrovo alle 9:30 alla stazione di Lavagna, si arriverà a Santa Giulia di Centauro per poi scendere a Cavi. Riunione del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari, inizio alle 9:30. Nocciolando, l'itinerario guidato alla scoperta della storia della nocciola, ritrovo alle 9:45 al centro di Mezzanego. Atto finale del torneo dei Perdonetti nel campo della scuola Rocca di Cogorno, dalle 10 alle 15 scendono in campo i ragazzi del 2007 e 2008, dalle 16 alle 21 le leve 2005-2006. Ultima giornata anche della Sagra dei Perdoni e dei Perdonetti presso la Croce Rossa di San Salvatore di Cogorno, doppia apertura degli stand gastronomici alle 12 e alle 19, dalle 21 ballo con l'orchestra Rudy Rocchi. Appuntamenti in agenda per lunedì 9 settembre, torneo di bocce nei campi della Cavese a Lavagna. La competizione vedrà sfidarsi terne con campioni della Serie A e giovanissimi. Si inizia alle 20:30. È tutto per questa edizione di TG Oggi, l'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con il TG Rassegna Stampa, continua sul nostro sito teleradiopace.com sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.